Ciao Fioi, benvenuti a casa di Gregory. Ebbene sì, sono a casa mia per la prima volta nella mia cucina personale e non sarà l'ultima, qualcosa sta frullando. Beh, giacca pronta, mani le abbiamo lavate e ci prepariamo per un ottimo minestrone stagionale. Ovviamente ho messo alcune verdure sia di stagione e non di stagione, ma l'idea era di trasmettere un concetto che vada bene primavera, estate, inverno. A me il minestrone piace sempre, freddo, caldo, con la pasta dentro, senza pasta, non è un problema, purché ci siano alcuni accorgimenti e ve li spiegherò, li vedremo, ci sono alcune particolari e come sempre datemi i vostri suggerimenti, ditemi se vi è piaciuto, se non è piaciuto e seguitemi nei social perché ne vedremo delle belle, vedremo tante novità, quindi seguite la ricetta e attenzione, aspetto le vostre idee. Ciao. E questi sono gli ingredienti per il nostro minestrone: peperoni rossi e gialli, qualche pomodorino, dei cavolfiori, sia quello romano, il cavolo romano che quello bianco classico, dei broccoli. Ho messo anche delle zucchine per addolcire un po', cipolla e zucca, non metto le patate per mia scelta, olio e delle lenticchie di qualità. In padella mettiamo la zucca, la cipolla e un filo d'olio, rosoliamo bene, allo stesso modo i peperoni, che una volta padellati li mettiamo nella stessa pentola, la stessa casseruola. Allo stesso modo metteremo anche le zucchine, filo d'olio, un po' di sale se vogliamo e le padelliamo bene anche queste, le andiamo a rosolare. Rosoliamo anche le lenticchie, bene sì, lenticchie lavate, tostate perché daranno un sapore veramente unico. Metteremo dentro cavolfiori, broccoli, cavolo romano, senza però in questo caso padellarli. Acqua rigorosamente bollita, un pochetto di sale, coperchio e un'oretta di cottura, il minestrone sarà perfetto. Impiattiamo il minestrone, profumi ricchi, sapori intensi, eccoci qua. Ci mettiamo la nostra cialdina di mais ed è pronto. Un piatto al giorno anche con il coronavirus. Ciao, alla prossima ricetta.